I vicentini vanno in vacanza e gli spacciatori tornano a Campomarzo. I segnali sono molteplici, non ultimi gli interventi di polizia e carabinieri dei giorni scorsi, in cui sono state recuperate piccole quantità di stupefacente. Le forze dell'ordine non allentano la pressione su pusher e tossicodipendenti. Anche la polizia locale ha 2 pattuglie costantemente distaccate in zona. Purtroppo il mercato della droga, soprattutto per quanto riguarda le droghe leggere, perché sono quelle che si trovano prevalentemente in quella zona, è un mercato fatto soprattutto di vicentini, ci sono molti studenti, più volte sono stati anche segnalati all'autorità giudiziaria. Un fenomeno presente dunque, ma non molto esteso a quanto dicono gli esperti, che riguarda soprattutto le cosiddette droghe leggere, hashish e marijuana. Il fenomeno dello spaccio a Vicenza, grazie al cielo, non è un fenomeno così esteso. L'altra cosa è che i controlli delle forze dell'ordine evidentemente ci sono, proprio il ritrovamento di queste piccole quantità dimostra che la presenza di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale è costante in quella zona. Continuano dunque i controlli giorno e notte per garantire, per quanto è possibile, la tranquillità dei residenti. Ora poi nella zona è vietata anche la prostituzione e le forze dell'ordine devono vigilare anche perché sia rispettata l'ordinanza del sindaco a tutela delle zone residenziali.